A Casarza la variante va, il cantiere sulla sponda del Petronio per la realizzazione dell'attesissimo bypass della provinciale 523 destinata a liberare la cittadina da gran parte dell'intensissimo traffico di attraversamento è partito con la benedizione dei lavori di Don Enrico Dondero e un taglio del nastro molto inconsueto e simpatico, affidato agli amministratori di provincia, regione e comuni, all'anziana Agostina Perego che nella zona vive da 84 anni. La variante, che la provincia realizza con 9 milioni di euro da fondi ex ANAS trasferiti dalla regione e fondi statali, sarà pronta al massimo in 36 mesi, che i tecnici contano di ridurre a 24. Lunga complessivamente 1200 metri, larga 7,5 oltre i marciapiedi, inizierà con una rotatoria sulla sponda destra del Petronio all'altezza della cabina Enel della località Pestella, attraversando il torrente con un viadotto che consentirà il deflusso delle piene duecentennali e proseguendo poi sulla sponda sinistra per innestarsi sulla viabilità comunale verso le zone industriali e i nuovi quartieri residenziali di Casarza, fino a tornare sulla provinciale dal nuovo ponte di Bargonasco. L'opera, che conferma l'impegno della provincia per l'adeguamento e la riqualificazione della viabilità sul territorio, realizza il primo lotto dello snodo tra Casarza, Sestri e Valpetronio. Con l'inizio dei lavori di quest'opera andiamo a realizzare un primo lotto, diciamo, della cosiddetta variante di Casarza, ci innestiamo dalla 523 e andiamo a collegarci con la zona industriale di Casarza. Quindi questo primo lotto, questo primo intervento ha questa grande funzione di alleggerire l'abitato di Casarza dal traffico pesante che può andare a interessare la zona industriale. La variante si staccherà dalla sponda destra del Petronio con un viadotto diagonale che non interferirà con la pista ciclabile e proseguirà in rettilineo a lato della sponda sinistra, come spiega il progettista e direttore dei lavori per la provincia. Il primo tratto della strada, i primi 400 metri, 380 sono di viadotto, sono travi in CAP precompresse e con soletta gettata in opera e viaggeranno con 1 metro di franco sulla massima piena prevista dei 200 anni. Il secondo tratto invece sposa praticamente l'attuale assetto della sponda sinistra e verrà sistemata in maniera tale da ospitare la sezione stradale. La scelta tecnica è stata quella di realizzare una strada che permettesse il passo di tutti i mezzi, però nel contempo di contenere le velocità, anche se dal punto di vista visivo si vedrà una strada molto lunga, dritta.